Scopri il sito www.poldesanti.com. Intanto vi invitiamo alla visione di Global, tutti i giorni su TeleG, prossimamente insieme con il campione Cucureddu, insieme alla contessa De Blanc e alla contessina Giada. Global, per mondo di dire. E finalmente abbiamo scelto l'auto per noi. De Villa Auto. Auto, moto e fuoristrada. Centro commerciale azzurro, Sassari, De Villa Auto. La scelta giusta. 5 soldi, non li spendere tutti tu. È l'effetto dell'estate, 5 soldi, balla tu. 5 soldi, sotto il sole ci sei solo tu. Ristorante Pizzeria da Babette ti offre un ambiente accogliente e particolare, dove trovi tutte le sue specialità di carne, pesce e pasta fatta in casa. Da Babette, Sassari, via Arborea 11. Lingua estera, abbiamo fatto un comitato che hanno finito di elaborare una proposta di sicuramente la cosa questa lingua sarda unificata questa commissione e sono condividere sono dati sardo va ingare il suo studioso mentre di amico ho censurato io per preferire nessuno che considerare sardo o non sardo. Bentrovati, siamo all'Istituto Commerciale DESI, tecnico DESI, e oggi si parla di Sadiesa Sardegna. Con noi ci sono due professoresse, la signora Fara, buonasera. Buonasera. E la signora Giagheddu, buonasera. Buonasera. Sadiesa Sardegna, quest'anno avete scelto di fare una cosa diversa degli altri anni, cioè dare lo spazio più a quello che è la lingua della Sardegna. Certamente, non abbiamo mai trattato l'argomento in relazione alla festa di Sadiesa Sardegna e quest'anno abbiamo invece deciso che anche la lingua sarda fa parte della Sardegna e non potevamo tralasciare di parlarne. Signora Fara, si parla di questa lingua sarda importantissima, direi anche in Europa oramai. La lingua sarda è importante da molto tempo in Europa perché pochi forse lo sanno, ma in Germania per esempio ci sono delle cattedre di lingua sarda, cosa che noi non abbiamo, ma questo non da oggi ma da tanti decenni. Adesso con la proposta, diciamo così, europea della valorizzazione delle lingue minoritarie, allora abbiamo una ripresa che è a livello generale, quindi non soltanto in qualche stato è importante la lingua sarda, ma è importante dovunque proprio perché abbiamo avuto questo cambio di attenzione per tutte le lingue minoritarie, non soltanto per la lingua sarda, e ovviamente la lingua sarda è una di quelle lingue minoritarie che si vuole non far morire. C'è una commissione che si occupa proprio di questo, di formare una lingua sarda unica per tutti, ma mi sembra anche poc'anzi abbiamo assistito i professori non sono molto in accordo uno con l'altro, mi pare di capire. Si tratta di studi che sono appena incominciati, come hanno detto gli stessi relatori, e prima o poi si dovranno pur mettere d'accordo. Hanno già detto che non è una questione di lingua, perché la lingua sarda è la lingua dei sardi, di chi la parla, e non può non far parte della Sardegna, cioè tutto ciò che è le persone che parlano il sardo parlano il sardo perché sono sardi e dunque non esiste la difficoltà della lingua. Quale lingua poi certamente verrà codificata, troveranno un sistema per unificare la lingua. Mi sembra molto difficile che poi in Campidano si parli questa unica lingua, visto che comunque il campidano parla un sardo completamente diverso da quello nostro lugudorese. Deo come che il so fare una prova.
Feddo in saldo e poi chi sono sculteni, chi in televisione che al zuia si mana compreso, chi siano campitanesos, chi siano locutoresos o chi siano galluresos. E so campitanesos sono saldos come sono locutoresos e se non querimo comprendere, non comprendiamo tutto. Se querimo fare finta di non comprendere, nessuno è più suldo di chi non chiede di intendere. La mossa, ti hai mangiato un gran mare di panna, è la sorte che ti accompagna, ti hai mangiato la confettura, ogni male c'ha la cura, ti hai mangiato i fiori di bosco, sei caduto dentro un fosso, oi 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 ai, oi oi. Limibari, il divertimento sotto le stelle. Sotto le stelle. Kiribar, il gelato, la musica, la professionalità. Ciao! Vi aspettiamo al Kiribar, centro commerciale Riviera di Sorso. Ciao! Noi non siamo fatto. Noi siamo riuniti. E non è il lavoro che è stato fatto. Scusa, e noi siamo trovati questa volta dalla sua commissione, scusa. Ma non lavora scusa. Dalla procura, permetti un momento, ma sempre se spara. In nome, va tutto il documento su una parte. In cartello va tutto il verbale. Vada per turno riunione. In questa scuola quest'oggi anche l'assessore Antonio Dore, assessore in questa provincia di Sassari, a parlare della lingua sarda. Sì, è un argomento che mi interessa molto, un po' per l'attività del mio assessorato che ha sempre operato per la tutela delle tradizioni del nostro territorio, un po' in tutti i campi, nel campo delle arti visive, con mostre di pittori sardi, abbiamo fatto una mostra su Stanis de Scia, abbiamo in programma altre mostre di altri pittori, in più stiamo come amministrazione provinciale stiamo mettendo a disposizione degli artisti dei locali per dargli la possibilità di cominciare a farsi conoscere. Ma oltre che sulle arti visive, anche sull'editoria acquistiamo, incentiviamo la pubblicazione dei volumi nelle varie lingue e dialetti che si parlano nel territorio della provincia. Quindi una Sardegna sempre più presente, una cultura sarda sempre più presente, ma lei crede comunque in un'unificazione di una lingua sarda? Perché quello che ci fa pensare, così come abbiamo detto poc'anzi, è che poi insomma il campidano parla in modo completamente diverso dal centro e comunque dal nord della Sardegna. Lei crede che questo possa accadere? Io personalmente non credo che questo possa accadere, perché le lingue nascono da sole, cioè le lingue artificiali, vediamo l'esperanto, sono lingue che sono destinate a fallire. Io invece sono convinto e sto operando in questo senso perché le lingue e i dialetti che attualmente si parlano in Sardegna vengano tutelati e possano essere così trasmessi anche alle nuove generazioni. E volevo dire che proprio su questo in tempi brevissimi porterò in Consiglio provinciale per l'approvazione la deliberazione per la delimitazione delle aree territoriali del sardo, del gallurese e del sassarese. Questa delimitazione è necessaria affinché i comuni che ricadono all'interno di queste aree territoriali possano accedere ai finanziamenti per la tutela delle proprie lingue. Poi c'è una cosa che secondo me è importantissima e vedrò di chiuderla nel minor tempo possibile. Ale deve essere come arriviamo su Bolunaro, come la pesata.
Scopri il sito www.poldesanti.com. Intanto vi invitiamo alla visione di Global, tutti i giorni su TeleG, prossimamente insieme con il campione Cucureddu, insieme alla contessa De Blanc e alla contessina Giada. Global, per mondo di dire.